Allora, io sono Carbonare, per chi non mi conoscesse, rappresento l'Associazione Culturale Angara che con Marco e con amici ha organizzato, ha collaborato, diciamo, a organizzare l'incontro di oggi. Allora, partiamo, io farò adesso una piccola introduzione riguardo ai lavori che poi si svolgeranno durante tutta la giornata. Allora, parto subito dal titolo dell'incontro, del suo studio. Incontro tra cultura ed economia per creare lavoro. Quindi vediamo già questo binomio cultura ed economia. Questo collegamento tra cultura ed economia. Perché parliamo di cultura e di economia? Allora, faccio un ragionamento prima di tutto, diciamo così, venale per quanto riguarda l'argomento in oggetto. Cioè, io farò riferimento qua molto velocemente a un segmento produttivo che è quello del turismo. E farò riferimento alle presenze che ci sono nell'isola dal quale provengo, l'isola di Sant'Antioco. Allora, noi attualmente a Sant'Antioco abbiamo annualmente 55.000 presenze più o meno. Allora, di queste 55.000 presenze, il 44% sono ad agosto, cioè abbiamo 24.180 presenze più o meno dati del 2002, ma quelli anche del 2008-2009 sono uguali praticamente, solo ad agosto, cioè tra agosto e luglio facciamo 14 mesi, cioè presenze abbiamo il 71% delle presenze, cioè nei 4 mesi prettamente estivi noi facciamo il 90% delle presenze. Allora, evidentemente noi ci stiamo proponendo attualmente a Sant'Antioco, ma questi sono dati che si possono riportare a tutta la Sardegna, esclusivamente per uno dei tanti segmenti turistici, che è quello balneare, il turismo balneare. Allora, il turismo balneare, se si vanno a vedere spese medie per presenza, la spesa media per presenza per quanto riguarda il turismo balneare è la spesa più bassa, 72 euro al giorno. Quando andiamo a vedere il segmento del turismo culturale, andiamo a vedere cifre ben più importanti, 108 euro al giorno. Quindi, se parliamo di turismo, andiamo subito a vedere che anche il discorso che spesso si fa rispetto ai posti letto è un discorso assolutamente sbagliato, perché dati della provincia del Carbonio Iglesias c'è un utilizzo dei posti letto nel SUCIS Iglesiente dell'11,5%, nella Sardegna del 15,7%. Quindi, insomma, dovremmo andare ad intercettare segmenti turistici rispetto ai quali non ci proponiamo, e quello del turismo culturale può essere uno di questi. Quindi la nostra cultura ci può dare economia. Questo è il primo ragionamento. Poi io sinceramente credo che una rivoluzione economica, produttiva, deve andare di pari passo con una rivoluzione culturale e spirituale, altrimenti insomma non ha ragione di essere, secondo ragionamento. Perché avete notato che Marco parla più in sardo, avete notato che i volantini che abbiamo fatto girare sono stati scritti in lingua sarda. Ecco, secondo me la lingua sarda, c'è un rapporto tra l'utilizzo della lingua sarda e l'economia. Io dico spesso, un popolo che si vergogna della propria cultura evidentemente ha un complesso di inferiorità culturale. E quindi voglio dire, cartina tornasole è la lingua, perché una delle prime cose che si eliminano quando si rinnega quello che si è stato, quello che sono stati i nostri padri, i nostri nonni, è la lingua, non si parla più la propria lingua. E credo che un popolo che deve competere con il mondo non deve avere un complesso di inferiorità culturale, cioè anche questa è una cosa abbastanza evidente, cioè non si è mai visto un imprenditore di successo che abbia un complesso di inferiorità. Quindi secondo me c'è un rapporto anche di causa ed effetto tra l'utilizzo della propria lingua, l'utilizzo della propria cultura e la produttività economica. Per questo adesso continuerò il mio intervento parlando in lingua sarda. Allora,